sempre. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. In questo bel venerdì di che cosa parliamo? Parleremo della nuova Unione Europea, così ce la vogliono raccontare, visto che ci sono state le elezioni a maggio, ci sono tantissime aspettative, ma queste aspettative saranno deluse, cioè la domanda è, sarà la solita fregatura per l'Italia, sarà il solito paese che arranca e che dovrà andare a elemosinare i piaceri e i sì degli altri Paesi membri? E allora ne discutiamo con Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, nuovo di Zecca. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il piacere di venire in studio con noi Giovanni Salvalaggio, vicepresidente della CN di Padova, benvenuto. Buongiorno a tutti. L'Italia che si struttura e che lavora, che tiene un po' su con la fabbrichetta, come dicono a Milano, che tiene su un po' il tutto. E siamo in attesa che arrivi il segretario provinciale del Partito Democratico, Vittorio Ivis. E allora, con il debito pubblico che ci sta, diciamo, ogni giorno tarmando, si potrebbe usare questo termine, voglio ricordare che pesa su ogni famiglia per circa 93,5 miliardi e la forchetta dice che nel 2019 potrebbe essere 2.360 miliardi o 2.365. Questi 5 miliardi sono una variabile molto importante. I dati ufficiali verranno diffusi il 15 luglio, meno male, perché il 9 luglio c'è l'Ecofin e quindi questo un po' ci salva. Allora, lei che adesso è proiettato verso l'Europa, Paolo Borchia, in realtà poi, diciamo, da un punto di vista veramente funzionale, se ne parlerà, diciamo, a ottobre, rimandato a settembre in senso buono. Però questa nuova Europa come la volete? Perché c'è questo asse franco-tedesco che ci fa un po' camminare sulle uova, forse. L'asse franco-tedesco è l'accordo che tradizionalmente ha retto l'Unione Europea negli ultimi anni. I risultati li abbiamo visti, i risultati negativi, i risultati deficitari, soprattutto i risultati che hanno portato l'elettorato, non solo in Italia, ma l'elettorato di altri paesi importanti come la Francia appunto e la Germania, ad esprimersi in maniera molto chiara e netta alle urne il 26 maggio scorso. Sono arrivati dei messaggi chiari, dei messaggi di critica. Sono arrivati questi messaggi che hanno bocciato quella che è stata la condotta dell'Unione Europea fino adesso e purtroppo questa settimana a Strasburgo abbiamo visto che quello che è stato il consociativismo storico tra popolari e socialisti non ha voluto tenere conto delle indicazioni che sono arrivate dalle urne. Si è fatta la scelta di spartire qualche poltrona in più, lasciando i gruppi politici che non hanno una visione in linea con quello che è stato il progetto che ha portato allo sfacelo, per cui ne prendiamo atto, siamo pronti a dare battaglia per i prossimi passaggi, però io ritengo che non sia stato un inizio assolutamente positivo. In particolar lo dice modo... perché poi hanno eletto Sassoli come contropartita? No, glielo chiedo perché chiaramente si è eletto un po' come contropartita e per, diciamo, forse dare uno smacco, no, glielo chiedo a Salvini e dire vabbè, mettendo questo andiamo un po' a bloccare quella forma di antipatia che tanto fa arrabbiare Salvini quando si parla di questa Europa, l'Europa che è passata. Si tratterà di una staffetta, i socialisti avranno il Presidente del Parlamento europeo per i prossimi 2 anni e mezzo, poi è prevista una staffetta con un candidato dei popolari per il periodo successivo. Personalmente mi ritengo molto, ma molto deluso, anche se francamente non avevo grosse aspettative da Sassoli, nel senso siamo abituati a vedere i politici fare promesse e poi disattenderle nel medio-lungo periodo. In questo caso abbiamo toccato un record perché le promesse di Sassoli si sono infrante dopo poche ore. Nel suo discorso successivo all'insediamento Sassoli ha parlato di concetti molto condivisibili, in primis l'apertura alle minoranze, però poi alla luce dei fatti è stato subito smentito. Il Parlamento europeo elegge 14 vicepresidenti, proporzionalmente al nostro gruppo ne sarebbero spettati 2,
È stato dato un messaggio di sfregio rispetto a quanto hanno espresso oltre 9 milioni di italiani alle urne il 26 maggio. Ricordo che la Lega è stato il partito più votato in Italia, un italiano su 3 ha votato Lega, un veneto su 2 ha votato Lega, per cui quanto espresso da tutti questi elettori non è stato rispettato. Dice, vabbè, però probabilmente, come le dicevo, questo asse franco-tedesco già pesa e già stanno probabilmente tessendo una tela che al momento a noi sembra oscura. Senta. Sì, però chiedo scusa, visto che stavo leggendo su alcuni giornali alcune ricostruzioni quanto mai fantasiose, vorrei che fosse chiaro che durante questa sessione plenaria di Strasburgo ad essere sconfitta non è stata assolutamente la Lega, sono stati 9 milioni e passa di elettori. Ricordo Lega che in termini di numerici è il partito con più voti in Europa. Più voti in Europa, 049 49 06 054. Allora, questa nuova Europa che si affaccia, secondo me sarà la solita minestra, sarà la solita fregatura per l'Italia, poi ci saranno i soliti paletti che vengono imposti. Caro il mio Giovanni Salvalaggio l'Italia che lavora, che si dà da fare, cosa bisogna guardare realmente oggi? Probabilmente non solo i voti ma anche i contenuti, e che contenuti e quale ruolo avrà questa Europa, perché noi siamo qua a discutere magari sui valori, la politica, Sassoli piuttosto che la tedesca e la francese, però intanto c'è USA e Cina con con il terzo incomodo che è la Russia, cioè noi dobbiamo guardare le cose pratiche. Allora voi che lavorate cosa avete bisogno? Che Europa vorreste? Beh, diciamo che, allora, innanzitutto diciamo noi come CNA, come piccola e media industria, siamo un po' più pragmatici, cioè nel senso che guardiamo un attimo più a quello che potrebbe essere il lavoro. Della politica siamo attenti, però diciamo ci tocca filare. C'è una cosa, no è vero, c'è una cosa diciamo che dobbiamo tenere presente, che l'Europa come è stata fino adesso non ha guardato un attimo diciamo alle aziende artigiane, ha guardato più le banche, più diciamo quel sistema diciamo finanziario che non ha portato a risultati, perché se facciamo un attimo un'analisi indietro, i risultati in Europa non ci sono stati negli ultimi anni. Avete avuto la sensazione, Salvalaggio, che sia stata un'Europa che vi abbia frenato? La mia domanda è questa, non so, sono entrati negli ultimi anni il REACH, che è questo importante catalogo sulle sostanze chimiche, sono tante normative, e allora si guarda tante normative per voi che dovete rispettare, poi però importiamo magari i prodotti cinesi nei grandi container e lì possono pure morire gli operai. Allora, con il fatto che poi questi prodotti costano poco. Allora, questa per voi è a tutt'oggi una concorrenza sleale e vorreste che fossero applicate le stesse normative? Cioè tu, Cina o altri paesi emergenti, mi porti dei prodotti però gli operai sono trattati come i miei, hai il REACH, hai tutte le normative, la mascherina, la scarpetta, le cose? È vero, cioè se lei pensa che l'Europa ha fatto delle normative sulle dimensioni del pisello, su quante la banana se deve essere diritta o che curvatura deve avere, il colore che deve avere, però a livello diciamo di importazione dopo arriva di prodotti dalla Cina, dove sono non concorrenziali, sono più, cioè diciamo fanno una brutta concorrenza nel senso hanno il costo del lavoro più basso, hanno il costo dell'energia più basso, hanno tutto diciamo che fa portare il prodotto più basso. Noi purtroppo non riusciamo a far fronte diciamo a questi costi. Perché? Perché abbiamo tutta una serie di obblighi, di costi fissi, di tassazioni. Cioè avete il fratello pesante, esatto, per il quale lavorate fino a giugno, a luglio. Esatto, l'Europa dovrebbe vedere un attimo su queste cose qua e mettere dei dazi come ci sono in tanti anche altri paesi. Quindi come ha fatto Trump, secondo lei va bene? Come ha fatto Trump, diciamo, forse Trump sta esagerando, dipende però perché vede a volte... Facciamo un attimo un passo indietro, vediamo un attimo la politica. Salvini sta facendo, per esempio, per il discorso degli immigrati, sta tenendo duro perché
perché se non tiene duro, diciamo, non è che ha voglia di vedere morire la gente, ma deve tenere duro per forza, perché se non lo fa lui, cioè, arriva di tutto. Trump sta facendo un po' troppo, secondo me, dal mio punto di vista sta pressando un po' troppo, anche perché dopo vedi che con la Cina prima dice di mettere i dazi, poi dopo li ferma, poi dopo li toglie. Però sì, è già una parte sta facendo qualcosa per gli Stati Uniti. L'Europa è succube degli Stati Uniti. Insomma, è una potenza che dovrebbe emergere di più. In tutto questo comunque è interessante, la politica dovrà occuparsi anche del grande impatto ambientale, perché se noi importiamo, ad esempio, l'Europa continua a farci importare prodotti dalla Cina o da altri paesi dove la produzione è altamente impattante e inquinante per l'ambiente, poi comunque tutto questo ritorna nei nostri mari, nei nostri pesci, microplastiche e non solo. Zero, io devo andare in pubblicità, portate pazienza perché anche noi abbiamo le nostre regole. 049 4906 054, diteci che Europa vedete, se sarà un'Europa matrigna o sarà un'Europa positiva, se è la solita fregatura. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo rientrati con la nostra diretta 049 4906 054, se volete dire la vostra opinione, cosa pensate della nuova Unione Europea che sarà la solita fregatura per il nostro paese, invece sarà un'Europa diversa perché gli equilibri della politica si sono spostati, e se volete intervenire siamo a disposizione. Intanto do il benvenuto a Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova. Benvenuto. Grazie mille a voi per l'invito. E allora una chiosa la devo a Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Cosa c'è? Cosa c'è Borchia che non va? L'Europa deve ascoltare quello che ha detto questo signore, perché dal Trattato di Lisbona in poi l'Unione Europea ha costituito un aggregato che è a misura di multinazionale e a misura di grande finanza. La piccola e media impresa che l'amico Selvalaggio oggi rappresenta fa fatica ad entrare in quelli che sono i gangli legislativi, perché per mantenere un apparato di lobby a Bruxelles servono risorse finanziarie. Per cui quelli che sono stati i voti che la plenaria di Strasburgo ha espresso questa settimana vanno in controtendenza rispetto a quelle che sono le esigenze che invece vengono reclamate dalla piccola e media impresa. Ultima chiosa, sui top job, su queste nomine apicali dell'Unione Europea, io stavo notando con poca soddisfazione che soltanto una delle nomine proposte rappresenta profili che abbiano meno di 60 anni, per cui se vogliamo dare un segnale di discontinuità rispetto al passato, magari anche dal punto di vista generazionale sarebbe il caso di fare ragionamenti diversi. Guarda che abbiamo visto un po' casa sua per i prossimi anni. Anche per gli ultimi 9, per cui faccio parte del mobilio praticamente. Ecco, vabbè, casa sua perché magari, capito. Allora, Vittorio Ivis, questa nuova Unione Europea con queste elezioni insomma, potrebbe dare una svolta al nostro paese. Come l'ha presa lei l'elezione di Davide Sassoli? Anche perché quando si è insediato ha detto una cosa, dice: non siamo un incidente della storia ma figli e nipoti di coloro che sono riusciti a trovare un antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Certo. Io glielo chiedo perché pare che sia stato un modo, così dicono quelli della fantapolitica, di arginare Salvini, cioè l'elezione di un Dem su insomma, introduzione di questo nuovo asse tedesco-francese. Beh, diciamo che quantomeno insomma, è singolare, è particolare che nonostante ci sia un governo italiano e anche un risultato elettorale molto forte a favore della Lega, questo è indiscutibile, alla fine però la diplomazia internazionale che esercita questo governo non riesca ad esprimere una delle cariche apicali, e invece l'opposizione nazionale, cioè il Partito Democratico, riesce a eleggere uno dei suoi eurodeputati, David Sassoli, a Presidente del Parlamento mettersi tutti europeo. contro uno, molto semplice. Io credo che questo sia un messaggio che gli italiani capiscono, che colgono. Ho trovato molto equilibrate e anche lungimiranti, a prescindere dalla sua età, seppur come dire, condivide il ragionamento generazionale che prima faceva l'europarlamentare, di Sassoli nel suo discorso, un discorso europeista, un discorso all'altezza anche delle sfide che questo mandato europeo avrà. Sono molto preoccupato invece per il nostro Paese, perché penso che a quel tavolo è come se non ci fossimo stati, Perché? Perché è evidente che
anche tra le altre opzioni in campo, mi riferisco alla nomina della BCE, alla presidenza della Commissione, all'alto rappresentante per i paesi esteri, non c'è stato, per la politica estera, chiedo scusa, non c'è stata neanche, come dire, la deviazione su una delle figure che potevano in qualche modo incrociare gli interessi italiani e tutelarli. Come è successo 5 anni fa? Siamo andati a parare, insomma 5 anni fa abbiamo nominato 5 anni fa Renzi è stato così geniale da scegliere per l'Italia la poltrona di commissario abbiamo fatto anche un semestre europeo. C'era hanno eletto la Mogherini, hanno eletto Tajani. Capisco, perché insomma quando si vincono le elezioni, ma solo in Italia, no, ci si rende conto di essere completamente accerchiati e di essere totalmente ininfluenti, la reazione non può essere quella impetuosa di si sente appunto accerchiati. Però cerchiamo di ragionare serenamente, non occorre straparlare. Poi dice insomma che in Europa valete come il 2 di picche, ma allora, un centesimo di rame, allora se mi consentite una replica, 5 anni fa Matteo Renzi ebbe l'opportunità di scegliere quale portafoglio affidare al commissario italiano ed ebbe la brillante idea di scegliere l'alto rappresentante per la politica estera, quando una politica estera europea non esiste perché gli Stati membri legittimamente vogliono perseguire le loro finalità di politica estera non appaltando all'Unione Europea, per cui noi abbiamo perso 5 anni con la Mogherini, che è una figura, poi il ragionamento dopo. Noi abbiamo perso 5 anni con la Mogherini, che personalmente è una persona che io apprezzo, non ho niente contro di lei, però nei fatti si è trovata a ricoprire un ruolo che non esiste, un ruolo ininfluente, per cui per i prossimi 5 anni invece il governo italiano andrà ad indicare una figura in grado di ricoprire un portafoglio economico e quindi di essere più impattante per quelli che sono gli interessi nazionali. Poi per quanto riguarda, ma i nomi non sono importanti. Poi per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, è ovvio, usciamo con un presidente italiano, era impensabile che per i prossimi 5 anni avessi un altro presidente italiano, per cui abbiamo avuto una sovrarappresentanza dell'Italia che per forza di cose andrà a ridimensionarsi dal punto di vista numerico, dal punto di vista qualitativo invece sarà una cosa diversa, perché andiamo a lasciare un portafoglio che è quello per la politica estera che è solo simbolico ed ininfluente, mentre per quanto riguarda il lato più pragmatico andremo invece ad avere un portafoglio economico e quindi in grado di rappresentare al meglio gli interessi del Paese. E quindi dice la musina c'è, ce la teniamo, ce l'abbiamo, ce la possiamo fare. Senta Giovanni Salvaraggio, allora la questione è che voi avete delle aspettative, soprattutto aspettative connesse al fatto di poter lavorare bene, di avere una competitività importante e di sentirvi garantiti e, come dicevamo prima, anche protetti. Guardando indietro, che cosa voglio dire, di che cosa accusa l'Unione Europea vecchia e quale aspettativa ha da subito? Cioè, diciamo, a ottobre diventa operativa, mettiamola così, e dice primo elemento da fare, prima cosa da fare. Non c'è una prima cosa da fare, diciamo, è una cosa che deve essere vista nel suo complesso, diciamo, degli anni, della gestione. Quello che noi imprenditori critichiamo l'Europa è che ha fatto solo il discorso, diciamo, della finanza, ha guardato solo la finanza. Sono un gruppo di persone che gestiscono l'Europa senza fare l'Europa, perché l'Europa così non è fatta. Abbiamo l'esempio con il discorso dei migranti, lasciato a ogni paese il suo, poi dicono, poi parlano, io li considererei degli assassini a livello generale, perché non è possibile a parlare solo di gente che attraversa il mare senza pensare che bisogna risolvere prima il problema, non dopo, e lasciarli là. Sì che l'Europa non esiste, non c'è, è solo un'immagine da questi burocrati, diciamo, che fanno. Ecco, cosa chiediamo noi come imprenditori? Noi chiediamo di contare di più, perché siamo comunque il primo gruppo, il primo paese, la prima entità a livello mondiale. Non siamo dopo gli Stati Uniti, veniamo prima. Se noi ci mettiamo un attimo a fare l'Europa come si deve e a contare un po' più, diciamo, nel mondo, saremo i primi. Ma lei dice come Unione Europea o come Italia? Come Europa, sto parlando. Quindi lei ammirebbe agli Stati Uniti d'Europa, quelli che sono. Esatto, allora ci vuole una polizia, esatto, l'elezione di un reale presidente, una votazione. Esatto, ma arriverà. Allora, diciamo, io sono non Spinelli l'avrebbe vista lontana così. No, ma è partita così.
Io diciamo, spero solo, da un lato sono diciamo anche un po' contento perché ci sono 2 donne adesso al comando. E dice che sono una tedesca e una francese, non sono importa un po' rigorose. tedesco-francese, ma hanno anche delle idee diciamo abbastanza buone. Fiducioso. Sì, primo perché sono donne e comunque hanno un modo di pensare un po' diverso. Secondo, mi sembra che la tedesca, esatto, e sta già pensando, da quello che ho letto, sta già pensando di fare un esercito unico europeo. Il che vuol dire ma lì che l'abbiamo vista anche con tutti gli attentati, quante cose sono successe a Bruxelles. Però vedi, l'idea comunque è di fare un'Europa federale. Un'Europa federale, gli Stati Uniti d'Europa. Allora andremo a leggere davvero un presidente. Franco-tedesca. Che gioia. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno Spero Franco. che mi lasci 2 minuti per chiedere 2 cose. Allora, la prima, giustamente come ha detto il Presidente della Lega, uno contro tutti, logico che è dura andarne fuori. 2, quando parla il PD sembra veramente, sempre, esclusivamente che parlino contro l'Italia, cioè che ce l'abbiano su quel paese. È così? Terzo, che ho sentito questa mattina una cosa molto importante sulle ONG. Attenzione, le ONG non sono finanziate da volontari, ma ci sono dei fondi europei dove loro attingono e in base ai risultati che hanno l'importo destinato. Questo non lo sa nessuno. L'hanno detto questa mattina per televisione questa cosa. Cioè, quindi non è assolutamente vero che sono alimentati da gente che gli danno i soldi, eccetera, eccetera. Ma c'è anche l'Italia paga questo fondo speciale che è in Europa per dare e sono premiati in base ai risultati. Cioè, ci rendiamo conto? Sì. Cioè, ci rendiamo conto di questa cosa e nessuno lo sa questo. Questa mattina l'hanno detto in una trasmissione. Quindi è veramente... Lei è rimasto scandalizzato perché dice se sono ONG... In questo paese c'è una continua falsità della stampa che non mette in chiaro tutto, che dice solo presenti esclusi. Allora, signor Franco, lei mi piace perché si chiama Franco e parla francamente. Di nome di fatto. Franco di nome di fatto. Allora io le faccio dare una risposta. 049 49 06054. Tra l'altro molti editorialisti hanno sollevato la questione: ma se sei un volontario allora dovresti andare lì davvero senza ricevere uno stipendio. Invece sappiamo che hanno anche degli stipendi abbastanza importanti. Noi torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06054, sentiremo Ivis che si sta lavorando contro il paese. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, anzi andiamo in pubblicità dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta. Durante la pubblicità parlavamo male degli evasori fiscali, ma è giusto così. 049 49 06054, so che Ivis deve rispondere, ma i colleghi della regia dicono ci sia una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, ci dica. Buongiorno. Allora, la nuova Europa. Allora ci ha offerto l'Africa, tutta l'Africa, gli agroalimentari dall'estero che non sono controllati e i nostri vanno lì all'estero, e anche il pesce, tutto il pesce va all'estero e noi mangiamo tutta roba dall'Argentina, le arance, i limoni dall'Argentina, mentre i nostri del sud gli aranci li lasciano su, ma perché il commerciante dà 5 centesimi al chilo ed è giusto così che non sia capace di venderlo, e non possono regolarizzare quelli dell'Africa che vanno a raccogliere pomodori, tutte queste cose qui, perché con 5 centesimi al chilo il produttore non penso ma che ce la faccia a regolarizzare tutta questa gente qua. E dopo faccio un appello agli italiani: mangiate tutta roba italiana, ce n'è ancora poca, ce n'è, ma mangiamo roba italiana, ma perché io il pesce dall'Argentina, da tutte le parti del mondo, è il nostro pesce, qui dell'Adriatico, dell'Alta Italia, della Bassa Italia,
va tutto all'estero. Soprattutto Io anche non di mangio stagione. niente se non è italiano, come l'olio, che quando è scritto nell'etichetta olio europeo vuol dire che viene da molti stati, e allora io non lo prendo. Questo voglio dire, un appello a tutti gli italiani. Grazie signora roba italiana. E di stagione, c'era un libro di una collega, non ricordo il nome, mai fragole d'inverno, invece abbiamo le fragole tutto l'anno, le angole tutto l'anno. Siamo anche un po' viziati. 049 4906 054, una bella questione che, caro Vittorio Ivis, lei mi lavora con il suo partito contro l'Italia. Cioè, com'è questa storia? Dice Franco, sembra sempre che voi siete lì che dite ma vediamo, facciamo. No, noi anzi lavoriamo sempre ed esclusivamente negli interessi del Paese. È chiaro che però non possiamo esimerci da un'azione di critica nei confronti di questo governo, ma anche questo è fatto negli interessi del Paese. D'altro canto, se non fosse così, come dire, non ci sarebbe stata una spinta decisa sull'elezione appunto di una figura italiana al vertice del Parlamento europeo, che penso oggi sia anche l'unica figura vera di garanzia che abbiamo in Europa. Attendiamo su questo commissario, ci auguriamo che sia un commissario all'altezza della sfida che compete, ma soprattutto che gli venga veramente assegnata la delega che insomma è in procinto di, o comunque si vocifera che sarà, cioè quella alla concorrenza, che comunque sarebbe quantomeno l'aggiudicazione, ecco, di un ruolo che ha anche la possibilità di intervenire e di rappresentare. Di azione. Sì, diciamo con... L'Unione Europea ha tanti titoli così belli e messi lì in cornice e poco d'azione, non sono ma questo però, infatti io credo che gli italiani se ne rendano conto, soprattutto che i cittadini siano molto intelligenti, no? Quando noi parliamo dell'Europa cercando di trasformarla sistematicamente in un capro espiatorio, poi caschiamo sulle bucce di banana, nel senso che anche insomma, gli signori, gli imprenditori, le categorie di rappresentanza dell'attività italiana comunque dicono serve un'Europa più solida, dove ci sia anche la centralità, il peso di un decisionismo europeo. Però questo, non dobbiamo essere ipocriti, si può realizzare esclusivamente se c'è anche l'accettazione da parte degli Stati di contare un po' meno. Contare un po' meno perché delegare la sovranità, ma quello è riconosciuto, perché ci si riconosce all'interno di un sistema. Però oggi l'Europa, io questo lo affermo senza problemi, è ancora troppo un'unione doganale e ancora troppo poco è stato fatto su quel percorso che invece deve condurci agli Stati Uniti. Quindi ci viene molto come libera circolazione delle merci, libera circolazione di soldi. 0494906 la signora Giusi, lo so, Borchia, ma dice anche che dobbiamo contare un po' di più sull'agroalimentare, assolutamente, però io mi collego anche alla considerazione che aveva fatto Franco, di nome di fatto, il telespettatore precedente, ma sono state sollevate alcune questioni centrali e soprattutto questioni che hanno a che fare con la quotidianità vissuta dai nostri cittadini, l'agroalimentare, il made in, l'immigrazione. Io ricordo che Renzi anni fa, per giustificarsi per aver preso determinate decisioni, disse che non l'abbiamo fatto per l'Italia, ma l'abbiamo fatto per l'Europa. A questo punto io pongo una considerazione, pongo in rilievo che durante la campagna elettorale per le europee la Lega ha fatto un discorso molto chiaro e molto concreto. Non c'è nessuno che vuole distruggere l'Europa. Esiste nei trattati, sancito dai trattati, un principio che si chiama sussidiarietà e che implica che le decisioni che possono essere prese a livello nazionale e a livello locale devono essere prese nel momento in cui portano i risultati migliori. Quando prima la signora Giusi parlava di agroalimentare, di made in, ma il PD fa parte di un gruppo numeroso che è quello dei socialisti, nel quale convivono sensibilità estremamente differenti che fanno sì che per un partito come il PD, come è stato per Forza Italia e il Partito Popolare, sia difficile far passare la linea di interesse nazionale, perché in gruppi così grandi che rappresentano tanti paesi, poi tutte le sensibilità che devono trovare una sintesi fanno fatica a far emergere delle decisioni che poi vadano
ad impattare in maniera positiva per l'Italia, per quelli che sono gli tecnicamente interessi questa si nazionali. chiama democrazia, cioè nel senso sono all'interno di un partito, non è che si possa ascoltare proprio tutti, e lo chiedo perché questa è democrazia. No, ma sembra che i discorsi siano Scusate che chiudo, io vorrei porre in rilievo il discorso che negli ultimi anni l'Europa è stato il continente che è cresciuto di meno. A questo punto, come si fa a non esprimere una critica nei confronti di quelle che sono state le politiche, non solo a livello economico, non solo fiscale, che ha portato avanti l'Unione Europea? Questa è una bella domanda, le faccio rispondere. 049 4906 054, allora, cosa pensate? Avete sentito questa Unione Europea? Allora, secondo Borchia già parte con un passo un po' con un piede sbagliato perché non tiene conto di quelli che sono stati... Ok, però Salvini appena ci sono state le elezioni a maggio ha detto basta austerità, pronti a sforare il 3%, comunque subito l'ha buttata anche sul piano economico. Allora, Giovanni Salvalaggio, visto che si agitava, cosa c'è? Allora, mi ricollego un attimo a quello che ha detto, diciamo, il segretario del PD, e che ogni Stato dovrebbe fare un attimino un passo indietro per lasciare più libero al corso. Sì, ma non lo deve fare l'Italia? Solo. Questo è il problema. Il problema è che fino adesso l'Italia diciamo, ha sempre subito, diciamo, quello che i Stati, la Francia e la Germania hanno detto. Lo sforamento del 3%, che mi ricordo io, sarà 20 anni fa, la Germania e la Francia lo sforava, nessuno parlava. Noi lo stiamo sforando e tutti ci sono contro. La risposta che dicono è che non ha il debito pubblico che ha l'Italia. Ma non è vero, perché ci sono anche i risparmi che sono più alti. Il debito pubblico, se lei fa una somma del debito pubblico e fa che da Roma in giù non viene registrato il denaro che c'è, il debito pubblico si alza. Provi a mettere dentro tutto il denaro che c'è anche dal centro-sud e allora vedrà che si abbassa, perché sono falsati i conti secondo noi. E comunque a livello imprenditoriale quello che chiedevo e quello che spero, diciamo, che queste due signore fanno è che l'Europa conti un po' di più e l'Italia conti un po' di più, perché diciamo, noi per andare nel mondo, l'Italia, diciamo, se uno lavora con l'Italia ha grosse difficoltà in questo momento, le aziende hanno difficoltà. Però, diciamo, se tu fai bene la produzione, fai bene i prodotti e ti vai all'estero, diciamo, lavori abbastanza bene, perché un po' tutti i paesi del mondo vedono l'Italia, il prodotto italiano, un buon prodotto, il che lo vedono il tedesco, vedono, diciamo, gli Stati Uniti il prodotto americano, ma devono obbligatoriamente, lo vogliono loro, che il terzo sia un prodotto italiano. Allora dobbiamo dare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo contare qualcosa di più. Non possiamo fare così se l'Europa guarda solo alla finanza, quello che hanno fatto fino adesso. Ecco. Non è possibile comunque, e questo glielo dico anche alla Lega, non è possibile uscire dalla comunità europea, non è possibile uscire, diciamo, dall'euro, perché sarebbe una catastrofe a livello, diciamo, commerciale, perché poi anche qua c'è stata tutta questa questione uscire o non uscire. Allora Ivis ha capito, c'è proprio il problema, come dice anche in maniera molto orgogliosa Salvalaggio, delle imprese, delle aziende italiane, e siamo in questo periodo di guerra di dazi e dall'altra parte è vero, accusiamo anche la Cina, ma la Cina sta rallentando, la Germania ha rallentato, c'è una sorta anche di febbre europea, siamo un po' deboli e quindi si aprono delle prospettive. Cresciamo poco, cresciamo poco dagli altri. Tutti crescono Però è poco. per questo che io prima dicevo che serve un sistema europeo più forte, nel senso che condivido il ragionamento, cioè il prodotto italiano è un prodotto riconosciuto ed è un prodotto di grande qualità, a prescindere dal settore, poi ovviamente cambia. Ma se ci sono delle regole comuni e c'è un soggetto che ci consente di venderlo e ci consente anche di, come dire, avere delle regole uguali, questo prodotto viene valorizzato. Se invece la diplomazia europea, i soggetti, diciamo, di governo europeo sono più deboli e quindi comunque gli Stati hanno più possibilità di perimetrare, di tutelare i propri confini, i propri prodotti, anche direttamente quelli degli altri, perché si va su un rapporto di peso che non è quello della dimensione europea ma dei singoli Stati, e quindi la vincono sempre l'asse, diciamo, franco-tedesco, a volte con qualche sfumatura, no? Vediamo il Belgio che ritorna spesso, il Presidente del Consiglio d'Europa, il primo, poi c'è stato Tusk, adesso torna sempre là, siamo sempre in quella situazione lì. Allora, se l'Europa è più forte, secondo me l'Italia, l'impresa italiana ha anche più possibilità di sfondare all'estero e non solo, e di essere più tutelata.
diversamente come dire, le cose saranno sempre più complicate per noi, perché comunque non è che ci vogliono bene e ci fanno sono così generosi da portarci in palmo di mano. Assolutamente. Io devo prendere la telefonata, siamo sapete, telespettatore, ho capito se è terreno di caccia, però dobbiamo anche rimboccarci le maniche su alcune cose. Maniche. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Mara. Prego. Vorrei fare una piccola domanda. Dunque, parlo ai due signori, la Lega e il Partito Democratico. Buongiorno signora. Pensate che ancora la gente creda a quello che state dicendo? Sì. Pensate che non sappiamo come siamo messi? Perché fin troppo per bene. quanto riguarda anche l'Unione Europea, okay, sappiamo molto bene che sono comandati da gente che sta più su, e la gente che c'è dentro, cominciando dal Partito Democratico, okay, che in questi anni ne ha fatte di cotte e di crude, perché sono comandati da loro, Addirittura. ci hanno portato qui. La Lega lo sa, perché penso che il Signore mi darà anche ragione, perché purtroppo diciamo che le cose si vengono a sapere, ok? Perciò dico, cominciando da Monti, Letta, Bonino, la signora Weber, La signora? ok? Il signore Matteo, Quindi lei dice sono tutti telecomandati da un'entità suprema che sta in Europa, al di sopra dell'Unione Europea. esattamente, perciò è inutile mettere le cipolle sugli occhi alla gente, devono dire come Sono qua apposta signora. E niente, non la sentiamo più, bisogna dire la verità. 049 49 06 054. Io quello che so è che si libera il posticino di Marietto Draghi e non vorrei mai che caro Marietto Draghi ce lo trovassimo da qualche parte in ambito tecnico, non so perché. Ma noi di tutto questo diamo una risposta alla signora dopo la pubblicità. 049 49 06 054. Anche questo. Ecco, stavamo protestando ancora perché andiamo avanti. Noi un giorno farò una trasmissione con tutti dopo della pubblicità. Cosa succede dietro le quinte durante la pubblicità? 049 49 06 054 e dove dare una risposta a questa signora che vede molta dietrologia fantapolitica, anche dice da chi siamo telecomandati, da un'entità suprema, ci sono le teorie degli antichi astronauti, cioè che non si sa. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco da Udine. Laureato in Franco da Udine, laureato in vita. Allora, Renzi ha detto che noi paghiamo all'Europa 20 miliardi e ne riscuotiamo 10. I cittadini hanno visto da quando è entrato in cosa l'euro e da quando è l'Europa Unita, hanno visto i loro stipendi dimezzati, le pensioni dimezzate e raddoppiato il costo della vita. Possibile che nessun scacciacani di quelli che sono lì al nostro governo che non decidono di tornare indietro e fare i cavolacci nostri? Cioè lei dice uscire? Siamo navigatori, inventori, siamo anche un po' ladri, un po' delinquenti, eccetera. Possibile che noi dobbiamo rimanere vincolati a loro che ci tengono come dei disgraziati, come Franco, quindi lei vorrebbe uscire dall'Unione Europea, cioè torniamo alla liretta? Possibile, non lo so, è una barca, è una mangiatoia quella lì che non si può mantenere. Allora, non si può. Franco, mandi anche a lei buon venerdì. Allora, diamo una risposta a Vittorio Ivis, io ho i telespettatori molto simpatici. Da chi eravate telecomandati e da chi è telecomandata o i poteri occulti, quale massoneria si cela dietro l'Unione Europea? Certo, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, devo dire che tra il lungo elenco di aggettivi o di
definizioni che ha dato degli italiani si è dimenticato di dire fantasiosi, perché questo prima di tutto. Navigatori, però poeti. Sì, no, non eravamo assolutamente telecomandati da nessuno, ma anche c'è tutta questa retorica, insomma, molto falsa, dettata anche da forse un po' di mancanza di informazione. Uscire dall'Europa per noi oggi sarebbe drammatico ed è questa una delle cose di cui io accuso la Lega, cioè di mantenere un livello di ambiguità su questo tema. Non c'è ambiguità. Un piede dentro e un piede fuori. L'ho detto 20 minuti fa. E questo purtroppo ci piace o non ci piace, poi la gente lo percepisce, lo recepisce e inizia anche a farsi delle domande che sarebbero devastanti se si traducessero infatti per il nostro paese. Cioè se io avevo 1.000 lire, scusi, 1 milione di lire, stavo bene. Infatti volevo concludere dicendo, è chiaro che la funzione dell'Europa non la troviamo solo negli elementi economici, comunque ce ne sono, ma anche in aspetti culturali e, come dire, sociali. Al signore io consiglierei di ascoltarsi o leggersi con attenzione tutto il discorso di Sassoli, che secondo me ci riporta al senso. Comunque anche quella volta è stato io lo sconsiglio, guardi che l'ha provato anche Mattarella, che ha detto che il Consiglio europeo ha il dovere morale di discutere le proposte del Parlamento anche sulla riforma di Dublino, i cittadini devono capire che cos'è l'Europa. Come no, ma vabbè, comunque anche Mattarella se lo chiede, diciamo i cittadini si chiedono come anche quella volta ci siamo presi sta sarta, cioè le 1936,27 lire. I cittadini si chiedono come mai sempre a noi sono toccate. No, assolutamente, ma solo per una questione di correttezza e trasparenza, visto che il segretario del PD non era presente all'inizio della trasmissione, volevo soltanto, ma ripeto per una questione di correttezza, condividere il fatto che ho contestato il discorso successivo all'insediamento di Sassoli semplicemente per il fatto che lui ha fatto alcune affermazioni molto positive, molto condivisibili, che però il pomeriggio stesso sono state disattese alla prova dei fatti. Dice questo. Vabbè, allora la questione è questa, i cittadini comunque da casa percepiscono sempre un po' questa Europa matrigna, ce lo ricordava anche Salvalaggio, dice io devo lavorare, io devo fare, devo rispettare tantissime regole, tantissimi impedimenti, tantissima burocrazia, poi mi trovo Trump che mi mette i dazi, la Cina che mi fa una concorrenza sleale, container di roba che non si sa da dove arrivi. Però l'Europa, l'Unione Europea per esattezza finora non è che abbia fatto tantissimo. No, l'Europa per esempio l'altro giorno ha firmato un accordo con il Mercosur di liberalizzare, diciamo, di non avere più dazi, per fortuna nel 2026, cioè il punto. Liberalizzare i dazi vanno bene per noi che esportiamo, ma c'è un problema poi dopo dell'importazione, di dove vai, di come reperire il prodotto, dove noi abbiamo dei vincoli enormi sulla tassazione, sui costi, questo e quello, e poi arriva dei prodotti dove hanno, diciamo, il costo, per esempio dell'operaio costa 200 euro al posto di 2000 euro, cioè è da fare un attimo attenzione anche su quelle cose. Però anche questi paesi emergenti o comunque come i famosi BRIC, la Cina, l'India, il Brasile, però alla fine tutti rallenteranno a un certo punto perché saremo tutti uberati di materiali, di cose, quindi bisogna in realtà capire che ci sia una modalità lavorativa coerente, corretta, che rispetti l'ambiente. Questi sono i veri dazi da mettere in un futuro, il rispetto dell'ambiente. Questo ve lo dovete ricordare voi che siete all'Europarlamento. All'esterno e all'interno dell'Unione Europea. A me va bene, a me può anche andare bene di pagare una vite cinese 0,1 centesimo, però che quella vite come è stata prodotta. non mi abbia prodotto del cromo esavalente che sia sversato, che poi comunque me lo ritrovo magari nel mio pesce o nelle mie acque. Sì, ci mancherebbe. Cioè questa è una politica da affrontare. Sì, ma anche all'interno dell'Unione Europea stessa ci sono alcune distorsioni che vanno corrette, per cui noi diciamo più Europa, se in alcuni ambiti possiamo avere degli impatti positivi per il nostro territorio, volentieri. Faccio un esempio, nell'agroalimentare in alcuni paesi dell'est Europa si possono utilizzare dei prodotti fitosanitari che la normativa italiana, che è particolarmente stringente su questo tema, vieta. Ne è una conseguenza che produrre la stessa tipologia di prodotto in Italia e in altri paesi ha dei costi diversi, per cui
Diciamo pure più Europa in questi ambiti, perché in questi ambiti possiamo avere un impatto positivo per le nostre imprese e per i nostri consumatori. Non mi sembra che ci sia niente di scandaloso, di non condivisibile. E io ho una domanda, visto che lei è in Europa, nell'Unione Europea, perché poi noi diciamo Europa, ma l'Europa è un continente, questa è l'Unione Europea, ma sto euro di carta, dov'è che si è inceppata la questione? Perché noi ci troviamo le taschine piene di monete, 1 euro di carta, i 2 euro di carta ci farebbero comodo, daremo meno manci, saremo più ricchetti alla fine dell'anno, perché diamo l'euro così, i 50 centesimi così, ma perché se io trovo il dollaro che è di carta, perché non possiamo avere 1 euro di carta? Ma questa è la domanda. Glielo chiedo, voi porterete avanti anche questa istanza, tanta gente lo chiede. Ma tutto quello che arriva dal basso, tutte le istanze che arrivano dai cittadini si possono portare avanti, poi nello specifico è un retaggio che ci portiamo avanti ormai da 20 anni e che deriva da alcune abitudini in uso nel nord Europa, mentre nel sud Europa i tagli... Vabbè, però il dollaro, lo yen, cioè voglio dire, sono monete anche in di Germania carta. nei paesi del nord c'era la disabitudine ad avere in tasca i tagli più piccoli in formato cartaceo. Ma se i 500 ce li hanno aboliti, in qualche modo bisognerà che paghiamo qualcosa, giusto? Porteremo avanti, proveremo a sollevare questa questione. Adesso ci vediamo sopra. È una battaglia che devono comunque fare loro. Me ne occupo io, poi ci vediamo in trasmissione. Che sono in Europa. No, ma questo qua è qualcosa che è uscito, diciamo, all'inizio. Ecco. A parte che quando c'è stato Prodi ha svenduto la lira in un modo un po' che vabbè, quelli sono i tassi di uscita di ogni no, paese. Ma in effetti è vero, cioè in tutto il mondo, no, anche il dollaro o altre monete, diciamo, sono di carta. Noi siamo partiti da 5 euro. 5 euro sono 10.000 lire, attenti, se tu devi dare una mancia a un tassista, tu devi dare una mancia a un qualcosa e non hai moneta, dai 5 euro sono 10.000 lire. Cioè ragazzi, lo dovevano fare subito questo qua, non ho capito perché, vabbè. Questo è stato un grande interrogativo al quale Borchi andrà a rispondere. Allora, Ivis, assolutamente sì, facciamo un nodo. Un impegno promesso. Allora, Vittorio Ivis, io devo chiudere, comunque la procedura di infrazione è evitata, diciamo che fino al 9, cioè martedì prossimo, stiamo anche tranquilli, poi secondo me, adesso concludiamo, ma la vera mazzata sarà con la manovra di ottobre, lì ci diranno le due donne europee se siamo bravi o non siamo bravi. Se saranno 2 donne, attenzione. Allora, lei ha notizie che io non ho. No, stamattina ho visto un sondaggio che mi ha colpito: il 56% dei tedeschi, dei cittadini tedeschi, giudica inadeguata la signora von der Leyen per il ruolo per la quale è stata designata. Schäuble ha dichiarato che non è sicuro che la maggioranza del Parlamento europeo la voterà, per cui ci vediamo il 16 luglio, ci vediamo il 16 luglio a Strasburgo. Vabbè, però guardi, la minestra non cambia, l'asse franco-tedesco si è insediato, era 10 anni che non era così compatto. Caro Ivis, ci fregheranno ad ottobre, ci diranno che il governo non è in grado di fare una manovra per il 2020 abbastanza buona? Questa è una preoccupazione reale. È una preoccupazione reale molto profonda, perché è chiaro che abbiamo schivato questa meteora, ma non è detto che non ci arrivi tutto l'asteroide ancora più grosso. Comunque, anche a riconferma della sollecitazione da parte del cittadino, anche in quel caso noi lavoreremo negli interessi degli italiani, quindi sperando che la manovra abbia il minor impatto possibile in termini vessatori su cittadini ed imprese. Devo chiudere, due secondi, guardate che comunque sono più di 5 anni che siamo sotto scacco per l'IVA e per le manovre, sì che sono 5 anni, cioè non è da oggi, da ieri. Allora io guardi Borchia, devo chiudere. 10 secondi. Allora, sono messi d'accordo popolari, socialisti, verdi, comunisti, liberali, tutti contro uno. Allora, quando c'è da andare tutti contro uno è facile arrivare ad un accordo, quando c'è da essere propositivi o costruire qualcosa diventa un po' più dura. Vediamo cosa succede. Intanto Apophis è lontano, così ce lo dicono gli esperti di astronomia, e quindi staremo anche noi alla finestra a guardare che cosa succede. Intanto ci ricordiamo che vogliamo l'euro di carta. Ringrazio a tutti coloro che ci hanno guardato, tutti i telespettatori, chi ci ha chiamato, e ringrazio Vittorio Ivis
vice segretario del Partito Democratico della provincia di Padova, per essere stato con noi. Ringrazio Giovanni Salvalaggio Gagliardo, vicepresidente della CNA, avete visto che verve, italiano fiero e convinto, e ringrazio Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, che si è fatto un nodo al fazzoletto per ricordarsi di questa promessa che ci fa sapere. Noi con ore 13 torniamo domani, arrivederci. Grazie.